A conclusione del progetto Mete si è svolto a Capodistria, presso un caratteristico agriturismo, l'incontro di presentazione dei percorsi turistici nell'area del Decumano, che ufficializza la conclusione dell'Interreg iniziato il 22 novembre 2007. Il progetto Mete vede partecipi la Confesercenti di Venezia, la Camera dell'Economia di Capodistria, l'Assessorato al Turismo della Provincia di Venezia, la Camera di Commercio di Venezia e i comuni del Milanese. Tale progetto propone di promuovere il turismo ciclopedonale all'interno dei territori delle aree comunali, valorizzando le risorse naturali e storiche del luogo, un valore per i turisti ma anche per i cittadini. Sul progetto Mete ci volete Piazacelli. Se mi permettete, egregi partner del progetto Mete, un bel saluto dalla parte nostra. Sì, ringraziamo la provincia di Veneto e anche all'azienda Confesercenti che ci ha invitato a questo progetto Mete. Per noi collaborare in progetto Mete era un'esperienza anche per altri progetti, perché siamo convinti che questo sono presupposti e anche la base per gli altri progetti che adesso saranno sulla programmazione Italia-Slovenia. È un progetto condiviso con i nostri amici sloveni che valorizza il territorio di ognuno, per noi le terre del Tiepolo, percorsi ciclo-naturalistici, valori culturali, opere del Tiepolo, ma anche realtà urbanistiche importanti, ville venete, un territorio stupendo come quello del Milanese che davvero rappresenta una perla della nostra realtà. Condiviso con i prodotti tipici, la valorizzazione delle nostre realtà, della produzione con gli amici sloveni per quanto riguarda le loro produzioni, le loro realtà storiche. E poi questa carta ciclo-naturalistica di tipo turistico che davvero crea un itinerario visibile per il turista che vuole, utilizzando mezzi diversi, quelli della bicicletta o anche a piedi oppure a cavallo, visitare un territorio stupendo come quello che sta attorno a Venezia. Il progetto Mete avrà un grossissimo sviluppo dal punto di vista turistico sia per l'Italia che per la Slovenia e quindi penso che questo progetto in futuro darà degli ottimi benefici. La Confesercenti ha promosso questa iniziativa credendo nello sviluppo delle qualità che si possono scambiare tra i due paesi. Signori, anche da parte mia un bel saluto, un benvenuti a Capodistria, un benvenuti nel nostro comune. Anche da parte mia un caloroso saluto, è proprio bello vedere che anche il progetto condotto L'ecoturismo dalle terre del Tiepolo alla Slovenia, un sistema efficace per promuovere i prodotti tipici. Lo spirito che mi ha animato è stato quello di un bimbo nel momento in cui va da un proprio genitore orgoglioso di un qualcosa che ha fatto, dimostra guarda cosa abbiamo di bello. Ecco. Questo cofanetto con queste schede tematiche portano e mettono in risalto quelli che sono i tesori che sono all'interno del nostro territorio che dista a 15 km da Venezia.